Sono terminati gli accertamenti diagnostici, in alcuni casi spiegano dall'ULSS-2 anche complessi che hanno richiesto l'utilizzo della TAC negli alunni 21 su 22 che erano risultati positivi al test Mantoux. Si tratta, come riporta una nota dell'azienda sanitaria, di alunni che frequentavano la classe in cui insegnava la maestra, ritenuta il caso indice, ovvero il soggetto da cui è partito il focolaio epidemico. 2 forme tubercolari chiuse, iniziali e chiuse. È una forma nella quale il bacillo di Koch, agente responsabile della tubercolosi, non si diffonde nell'ambiente. I 2 bambini verranno comunque sottoposti al trattamento multifarmacologico a domicilio e, come da protocollo, anche sui loro familiari sarà effettuato il test Mantoux. Anche un altro alunno e una seconda insegnante erano risultati affetti da tubercolosi. Intanto sono in significativo miglioramento le condizioni della maestra, considerata dai sanitari il caso indice. La maestra è stata dimessa ieri dall'ospedale, avvia chiaramente un percorso a domicilio. E sono terminati anche i test Mantoux che hanno interessato circa 400 alunni della scuola elementare considerati contatti occasionali. Complessivamente 11 sono risultati positivi alla Mantoux e proseguiranno quindi gli accertamenti propri, radiografia del torace, se necessario altri approfondimenti. Si tratta di bambini non appartenenti né alla classe nella quale insegnava il caso indice in via primaria, né alla classe parallela nella quale la maestra caso indice appunto svolgeva una parte di attività. Per quanto riguarda poi il caso della scuola dell'infanzia di Monfumo, dove una maestra 59enne era risultata affetta da tubercolosi con una sintomatologia lieve, sono arrivati gli esiti del test Mantoux a cui erano state sottoposte una cinquantina di persone tra ambito familiare, insegnanti e alunni. Nessun bambino sottoposto a test Mantoux, i test sono stati letti ieri, è risultato positivo alla Mantoux.